Lavori in corso per la terza campagna vaccinale anti-Covid che si sovrapporrà a quella anti-influenzale. Lo annuncia il presidente veneto Luca Zaia. Intanto però l'obiettivo era mettere in sicurezza gli over 60 ed è stato raggiunto. Ora la questione è se vaccinare oppure no gli studenti impegnati nei prossimi esami di maturità. E sui maturandi ne abbiamo parlato anche tra colleghi. Ci mancano i vaccini, abbiamo poca disponibilità di vaccini. Dopodiché questa penso che sia una misura che deve essere decisa a livello nazionale. La scuola peraltro dipende dal Ministero, ha tutta competenza nazionale, per cui noi siamo a disposizione, perché figuriamoci se non vogliamo dare una mano ai ragazzi, tanto è vero che vogliamo aprire partendo dai giovani, ma mancano i vaccini. Intanto i dati in Veneto sono da zona sempre più bianca, una fascia di rischio in cui nell'incontro tra governo e presidenti delle regioni si è raggiunto l'accordo per togliere il coprifuoco. I colleghi presidenti hanno condiviso questa filosofia, si dice chi va in zona bianca cessa col coprifuoco. Il virus che evoluzione avrà? L'unica cosa certa che possiamo dire è questa, che o diventerà endemico, quindi diventerà un virus che accompagnerà senza i guai che abbiamo avuto fino adesso come fosse un virus influenzale, ci sarà chi se lo prende, chi vuole vaccinarsi, questo sarà il futuro. Oppure scomparirà, come è accaduto per il virus della SARS. Questi sono due capisaldi, altre alternative non ce ne sono. Cosa accadrà in ottobre, in novembre, in dicembre? Perché questo ce lo chiedono i cittadini, che sono molto più attenti di qualche esperto, e ci dicono, ma con la brutta stagione quando arriverà torneremo al punto zero. Diciamo, i più attenti del mondo scientifico, anche le riviste scientifiche, dicono che il virus avrà sicuramente la forza che ha sempre avuto, ma è altrettanto vero che a differenza di prima troverà degli ospiti vaccinati.